sia estremamente importante e raccolgo l'invito che mi è stato fatto a dire due parole brevissime perché ritengo che sia fondamentale chiamare tutte le forze politiche alle proprie responsabilità. Noi abbiamo avuto per un po' di tempo un'assenza dalle piazze e soprattutto un'assenza della politica e dei partiti sotto tutti i punti di vista che ci toccano più da vicino, quello del lavoro, quello dei giovani, delle pensioni, della sicurezza, della giustizia. E invece è ora che tutti quanti ci rimettiamo assieme, così come stiamo facendo in questo momento, senza alcuna distinzione, senza guardare una bandiera piuttosto che un'altra, però consapevoli della necessità di stare tutti assieme, tutti uniti, a pretendere i diritti, a pretendere il rispetto della persona, a pretendere giustizia. E credo che il segnale che deve venire oggi da questa piazza, come quella del 13 che c'è stato pochi giorni fa, sia essenzialmente questo. Siamo stanchi di questo modo di imporre la politica, di imporre questo modo di ragionare sulle cose che toccano tutti i cittadini e dobbiamo tornare tutti quanti assieme partendo dalle piazze. Il secondo aspetto estremamente importante è quello che nasce dal titolo di questa manifestazione. Non a caso Costituzione scuola, ma potremmo mettere assieme Costituzione lavoro, Costituzione sicurezza, Costituzione giustizia, Costituzione libertà, Costituzione persone, Costituzione diritti e si può continuare all'infinito, perché la base della nostra società è questa Costituzione che è costata il sangue dei nostri padri di generazioni. E noi quando difendiamo la Costituzione non siamo conservatori, noi pretendiamo rispetto di diritti che sono fondamentali, che sono universali e che non possono cambiare, perché quando si parla di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di lavoro, ci richiamiamo a diritti che non potranno avere confini e che non potranno vedere tramonti. Quindi teniamo alla base delle nostre pretese sempre la Costituzione. Guardate che il rischio fortissimo che stiamo correndo, e lo avvertiamo dalle aule parlamentari alle aule dei consigli regionali come quello veneto e via via per i consigli territoriali, è quello di tendere sempre più a una privatizzazione del bene comune. Privatizzazione nella scuola, privatizzazione nella sicurezza, nella giustizia, per non parlare poi del mondo del lavoro, cioè il privato, l'individuo davanti a tutti. E invece dobbiamo considerare quello che è l'aspetto fondante della nostra Costituzione, rispetto sì della persona ma nel bene comune. Ora il fatto che questa manifestazione odierna sia stata organizzata dalla CGIL mi porta a concludere questo breve intervento con un richiamo a quello che io ritengo essere uno degli articoli fondamentali della nostra Costituzione, che è l'articolo 41, che non a caso vorrebbero cambiare. Guardate che lì potremmo centrare tutta quanta la nostra Costituzione, perché quando in un primo comma recita che l'iniziativa privata economica è libera, io aggiungo è sacrosantamente libera, perché se sana, se pulita, se corretta, costituisce la base della nostra vita sociale, economica, territoriale a livello nazionale. Però c'è un secondo comma che dice che questa iniziativa economica, che è la libertà economica, queste libertà non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con la dignità, con la libertà e la sicurezza della persona. E questo è il faro della nostra cultura, della nostra storia, questo deve essere il punto fondante della nostra lotta sociale e politica. La persona tenendo presente quello che è l'interesse comune. E credo che finalmente riusciremo a dare una svolta anche a questa vita politica nazionale, perché guardate che se hanno deciso di non andare a elezioni politiche brevi è perché si sono resi conto che il loro premier, questo Presidente del Consiglio attuale, è provvisorio, sta scendendo lungo una china lentamente ma progressivamente. Per questo motivo hanno rinunciato alle elezioni. Allora noi ci dobbiamo preparare per combattere una vita sociale e politica diversa, con una sinistra unita, tutti quanti assieme, a pretendere le stesse cose, rispetto di noi, rispetto delle persone, rispetto dei diritti. E il nano malefico lo butteremo.